Più di 300 disegni per raccontare una delle favole più famose al mondo, quella del burattino Pinocchio, nato dalla penna di Carlo Collodi, che diventa un libro dalle immagini uniche. Tratti in bianco e nero, realizzati dalle abili mani dell'artista veneziano Roberto Colussi, Rocco, che va a sviscerare l'umanità e la malvagità, la gioia e le difficoltà, il coraggio e lo sconforto, la durezza e il fascino dei personaggi. Con questo libro io ho cercato di approfondire molte cose. Diviso in più parti? Sì, 2 parti. La prima riguarda il vero e proprio racconto, la seconda riguarda l'anatomia del racconto, cioè ho tratto fuori delle frasi importanti dai vari capitoli del racconto. Pinocchio è sempre stato nel suo cuore sin da subito. Ma sì, perché Pinocchio è parte anche della mia pittura. Il Pinocchio che io conosco è un Pinocchio espressionista, che si è emozionato, è drammatico. Voi non avete idea di quali drammi viva questa marionetta. Il volume è stato una sfida, ci spiega l'editore Andrea Minchio. Un libro di questo formato e di questa importanza è piuttosto raro. Noi abbiamo potuto realizzarlo grazie alla fiducia che ci è stata data dal maestro Colussi. Opere realizzate con una tecnica speciale, sentite un po'. La tecnica è molto semplice, io avevo delle penne biro o penne a sfera, color nero, e lì ho disegnato come se disegnassi un'incisione. Pinocchio in bianco e nero sarà presentato in biblioteca a Bassano e andrà ad aggiungersi alle altre preziose edizioni di Pinocchio donate dall'artista veneziano alla biblioteca bassanese.